Salve a tutti e ben ritrovati a Di Arte, il nostro quarto appuntamento con Stefania Albertini, che vado subito a salutare. Ciao Stefania. Ieri Stefania ci siamo lasciate, diciamo, prendendo un argomento interessante che vorrei riprendere oggi con te, ovvero questa dimensione dell'interno, dell'esterno, della soglia, del limite, della zona liminare, che poi alla fine non è mai esplicata nei tuoi quadri, è sempre un po' nascosta, è sempre un po' omessa. Però parlavamo anche di atemporalità, ok? Parlavamo della dimensione della temporalità che tu cerchi all'interno dei tuoi quadri. Cos'è la temporalità? Cioè, come si può rendere una dimensione senza tempo? Beh, per me, nel mio caso, sì, con la mia tecnica e la mia pittura, io lo faccio scomponendo completamente l'oggetto, quindi riprendendo anche la teoria naturalmente del cubismo, dove la quarta dimensione ha reso la pittura completamente astratta. Ecco, per me è un po' arrivare quasi all'astrattismo, perché comunque scompongo il mio soggetto, quindi che in questo caso sono dei paesaggi o dell'architettura, le campiture di colore creano questi vari piani, queste prospettive intuitive o comunque varie prospettive, questo crea naturalmente una atemporalità o comunque una frammentazione anche del tempo. E questo è un esempio, quello che vediamo sullo schermo. Sì. Ci sono delle scale, quelle che sembrano delle scale, che in realtà possono anche essere semplicemente dei blocchi geometrici. Dove portano? Dove vuoi, nel senso, per me... Per Stefania Albertini. Per Stefania Albertini, se si può dire, sì, se si può eviscerare il portano contenuto. Sempre all'interno di un luogo, però in alcuni momenti possono essere anche un modo per fuggire da quel luogo. Quindi, le scale sono sempre presenti e li vediamo anche qui adesso. Sì, le scale sì, perché sono comunque un collegamento. Una via di fuga o un collegamento? Un collegamento. Il collegamento con l'anima, il collegamento con l'esterno, con l'uscire da una stanza, ma come anche il poter entrare certo. In una casa. A un livello superiore. A un livello superiore. La scala sottintende che tu debba salire o scendere. Per me è sempre un salire, però. Io lo vedo sempre salire, forse perché è anche un cercare sempre di raggiungere qualcosa, o il meglio, o il di più, il di più nel senso intimo. Certo, sì, è comprensibile. E quindi sì, le scale sono comunque un elemento importante, che sono però sempre geometria. Non esiste una scala a chiocciola per me, ecco, anche se è una scala, ma circolare no. E questo, scusami, questo riflette, mi dicevi, gli studi che hai fatto, l'attenzione che tu hai avuto. Anche la tesi l'ho data sulla prospettiva e quindi sulla teoria della percezione della forma. Quindi è un argomento che proprio ti è caro a priori, quello della prospettiva, della razionalizzazione geometrica diciamo dello spazio del quadro, fondamentalmente. Certo, del quadro, ma che va anche oltre, perché ultimamente le mie ultime opere che sto facendo comunque non solo utilizzo più punti di vista, ma anche più tipi di prospettive. E ci ritorneremo in questo punto, quindi alla tua nuova sperimentazione, diciamo, ci torneremo più là. Adesso mi voglio soffermare sul discorso della temporalità. Chiedimi perché, non lo so, ma mi affascina molto e quindi non me ne voglio allontanare troppo. Si può, se tu cerchi la temporalità nei tuoi quadri, è possibile però
che in questa quarta dimensione si crei una temporalità tutta nuova? Cioè, o è proprio assente il tempo? No, il tempo... La dimensione temporale? Per me il tempo c'è sempre comunque, perché anche solo nel momento che ti metti davanti a un'opera e la guardi, il tempo scorre e il tempo c'è. C'è dentro il quadro, c'è nell'oggetto che stai guardando e in te stesso, e anche nel momento in cui, cioè il tempo che passa comunque, sono emozioni che passano all'interno di te, quindi c'è sempre. Questi soggetti, adesso qui, questo è forse uno di quei pochi quadri in cui dai spazio anche al paesaggio vero e proprio, no? Sì. Nel senso, oltre all'architettura, si respira un po', c'è un po' sì, anche di senso del respiro. Sì, sì, lì proprio un paesaggio. Esatto. Comunque... Ti viene voglia, a Stefania Albertini, viene voglia di abitare i paesaggi o le città che dipingi? Sì. Sono dei luoghi confortevoli o sono dei luoghi che sta lì perché è frutto della tua trasformazione da idea a materia e sono lì per quello, oppure sono lì perché tu vorresti essere all'interno di quei quadri? Dipende di quei paesaggi, scusami. Dipende da quando l'ho dipinto. Ci sono alcuni quadri che mi permettono di pensare di poterci stare dentro o abitarli, altri invece no, che anzi li ho dipinti per fuggire da quel luogo. Quindi è proprio a livello emotivo che il quadro può allontanarmi o avvicinarmi a lui. Quindi certo, dipende da cosa l'ha creato, dall'input che l'ha formato poi alla fine, no? Sì, è stato detto anche che i tuoi quadri rispecchiano un po' la liricità tipica dell'artista, quindi i paesaggi esotici, atmosfere, il cambio delle stagioni, atmosfere un po' liriche, esatto, utilizzo proprio il termine lirico perché è quello che si presta meglio a descrivere quello che sto intendendo. È così? O è una cosa che forse viene... che non ti senti molto, perché molto spesso i critici affibbiano delle paternità o delle motivazioni che l'artista non si sente. Io cerco armonia e liricità attraverso il colore, nel senso che per me il colore deve essere armonico, e forse quello involontariamente, perché comunque io lo creo come stato d'animo, forse negli altri, guardandoli, questi quadri, questi colori, possono creare liricità, ma proprio perché io ricerco questa forma armonica dei colori, e quindi possono darlo, però non è che io parto da quell'idea lì, no. Ok, è una cosa a cui arrivi solo dopo, forse, una cosa che sì, a cui arrivi perché viene fuori sviluppandolo comunque alla fine, però non è il mio punto di partenza, ecco, no. Cosa cerchi tu veramente? Ma c'è una cosa che cerchi e che ti ha condotto nella tua sperimentazione, nella tua ricerca? C'è un punto a cui vuoi arrivare? Ma io vorrei arrivare ancora, non ci sono, all'astrattismo puro, cioè nel senso di poter dire tanto attraverso forme però che non ricordino più qualcosa di reale. Però mi rendo conto che ancora non sono pronta, ancora ho bisogno di... Cos'è che ti manca? Cos'è che senti che ti manca? Ancora un po' di esperienza, di manualità, cosa? O concettualità? Di trasformazione, penso, naturale, che ci vuole lavorando tanto con le proprie opere, quindi penso di non essere ancora pronta a fare quel passo lì, ho ancora bisogno di rimanere ancorata. Ecco, qui vediamo un altro. Sì, Sipario. Sipario. Un po' legato anche al teatro. Questo lo comunque... Ecco, tu hai realizzato una sicuramente è questa, delle opere in funzione alla tua esperienza teatrale? Ma... O hai mai pensato di fare teatro praticamente? Di praticare il teatro? No, teatro... Non è una forma d'arte che senti di poter praticare?
No, perché già mi esprimo attraverso la mia pittura, quindi non ho bisogno di esternare altro in altre forme. E ho fatto per un certo periodo anche degli allestimenti, non chiamiamo proprio scenografie, ma degli allestimenti per una discoteca, sì, che però è tuttora un luogo polivalente, non solo c'è discoteca, ma facevano anche serate a tema, quindi situazioni particolari. E mi sono divertita veramente tanto. Infatti, perché comunque tu che pratichi molto la prospettiva e quindi che sei abituata a lavorare in questa direzione, nella direzione prospettica, non hai mai realizzato delle scenografie per te, per il teatro? No, per il teatro no, ma perché comunque il mio lavoro non mi permette di mettermi anche a fare quello. Però ho fatto assistente di regia, ho fatto lavori di questo tipo perché comunque ce n'era bisogno. Fotografo molto, anche per il teatro, anche per il teatro, sì, perché sono praticamente la fotografa, tra virgolette, ufficiale che... le foto poi sono d'archivio, rimangono per il teatro, però comunque sì, quindi mi diverto anche a avere questo taglio. Se dovessi confrontare l'arte al teatro, cosa troveresti in comune e invece viceversa cosa li differenzia? Beh, comunque il teatro è geometria e prospettiva, quindi comunque quello, perché comunque le scenografie sono tutti piani, quindi mi ci posso... Parli di una dimensione estetica sicuramente? Sì. E poi la luce, che è fondamentale, come mettere i colori nei quadri. Come nei quadri. Sì, la luce è completamente l'elemento fondamentale, oltre all'attore naturalmente, però comunque sì, nella scena. E quindi... Hanno molto in comune. Sì, hanno molto in comune il teatro con la pittura. Naturalmente in due forme particolari, forse molto più vicina al pubblico, quella del teatro più comprensibile, quella pittorica un pochino meno, se si fanno cose non figurative, totalmente. Però anche il teatro può arrivare a forme non molto leggibili, anche il teatro può vivificarsi in teatro di ricerca che sicuramente in esperienze poco comprensibili. Ora è interessante il fatto che tu abbia letto la dimensione dello spettacolo, alla fine, perché mi hai parlato dello spettacolo, come una dimensione principalmente estetica, quindi soffermandoti su categorie estetiche, la luce, i colori, l'architettura, la dimensione della prospettiva. È una cosa interessante che tu invece non mi abbia parlato dell'aspetto narrativo. Interessante non perché, cioè è interessante perché identifica il teatro come con un valore estetico, prettamente estetico, che a mio parere lo caratterizza, quindi sono pienamente d'accordo con te. Ti faccio un'altra domanda e chiudo anche questa puntata purtroppo. Abbiamo parlato di grandi maestri, abbiamo parlato di De Chirico, con la metafisica ovviamente, abbiamo parlato di Gauguin, di Klimt, abbiamo parlato di Picasso, forse il cubismo è ciò che ti avvicina un po' più a questi artisti, cioè forse la dimensione, diciamo, cubista è quella che trapela un po' di più, correggimi se sbaglio, questa trasformazione di forme, scomposizione di forme ti caratterizza molto. Quello che ti chiedo io è, ad oggi, come ti relazioni a questi maestri? Vuoi cercare di superarli? Cioè, ottimo il loro contributo, ma anch'io sono un artista e come loro vado avanti? Oppure sono sempre maestri a cui non arriverò, sì, le mie cose ci si avvicinano, ma non sono Picasso? Perché è interessante vedere come si relaziona un artista ad un altro artista, cioè Picasso è un grande maestro e tutti e questo lo si riconosce, idem De Chirico, idem Cézanne, Klimt, grandi maestri, grande il loro contributo, grande il loro apporto, ma un artista riconosce cioè come si relaziona a questi, come maestri o in quanto colleghi? Si accetta la sfida, nel senso che comunque si riconosce che sono dei maestri, che comunque hanno dato tantissimo
però si cerca in tutti i modi di trovare qualcosa che, da poter dire in più. In più, o comunque che ti possa rappresentare, quindi dire la tua. Qualcosa di tuo. Perché molto sì. spesso l'errore che si fa, e concludo, giuro che concludo, molto spesso l'errore che si fa è idealizzare un maestro in arte, nel teatro, in tutto, e non porsi la sfida di superarlo. No, infatti. Il fatto che tu ti ponga altri obiettivi di ricerca è molto interessante. Io chiudo questa puntata, ti saluto il nostro pubblico a casa. Grazie. E vi rimando all'appuntamento di domani, sempre con Stefania Albertini. Ciao a tutti.